Hanno imparato a prestare soccorso all'interno di un fiume o situazioni di alluvioni che dovessero verificarsi nel loro territorio. 20 vigili del fuoco arrivati dalla Sicilia hanno concluso con successo un corso di formazione nelle acque del Brenta rivolto a soccorritori fluviali alluvionali. I vigili hanno potuto affrontare e comprendere le molteplici difficoltà e i pericoli associati all'ambiente fluviale grazie alle caratteristiche particolarmente impegnative del fiume in comune di Valbrenta e alla grande professionalità degli istruttori in servizio in Veneto, Sicilia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Il corso è stato particolarmente impegnativo sia sul piano fisico che psicologico. Tra le prove che i partecipanti hanno sostenuto c'erano il nuoto in corrente, il lancio della corda, l'uomo al guinzaglio, la conduzione del gommone da rafting, la calata del gommone operatori, la telfer e la cosiddetta tirolese. A fare da supporto organizzativo e logistico è stata la direzione interregionale dei Vigili del Fuoco di Veneto e Trentino Alto Adige.